esposizione tratterò la straordinaria esistenza di Vincenza Armani, una scrittrice, una teatrante, una commediografa che vive a Venezia fra il 1530 e il 1569. E parlerò anche della sua importanza nella società veneziana, una società particolarmente libera e disinvolta per l'epoca, attenta alla cultura, amante delle rappresentazioni teatrali e delle commedie e sempre pronta a cogliere il senso più profondo di qualsiasi manifestazione artistica. Proprio in quel periodo la società veneziana diventa esperta nel mondo teatrale, diventa essa stessa fonte di intrattenimento e, anche grazie a specifici saloni creati nei palazzi nobiliari e più tardi grazie anche ai teatri pubblici, riuscirà ad avere un ruolo di primo piano in tutta Europa in questo straordinario mondo rutilante del teatro e della commedia.